Parla tifoso napoletano. Abbiamo notizie che susciteranno le nostre emozioni. Ciro Politò, direttore sportivo del Bari, è stato accostato al nostro amato club in vista della possibile partenza di Cristiano Giuntoli. Durante la conferenza stampa di oggi, Politò ha parlato anche del suo futuro e le sue parole ci hanno riempito il cuore di gioia e speranza. Politò ha detto che vedere il suo nome associato al Napoli è motivo di grande orgoglio per lui. Ha espresso la sua felicità di essere a Bari in questo momento, concentrato su un obiettivo importante. Tuttavia, ha chiarito che, in caso di promozione del Bari in Serie A, la proprietà del club dovrà considerare tale possibilità. Politò è un professionista di alto livello e la sua decisione dipenderà dalle circostanze e dal progetto che gli verrà presentato. Ha anche accennato al rispetto che i De Laurentiis hanno per il ruolo di direttore sportivo, ma ha affermato che bisogna capire le intenzioni e i programmi dei nuovi proprietari che potrebbero arrivare. Politò dimostra un atteggiamento di andare avanti e sempre alla ricerca di nuove sfide, ma sottolinea anche la sua soddisfazione per essere a Bari e l'amore che ha per la sua famiglia. Queste parole ci attendono con ansia e curiosità sul futuro del Napoli. E ora, tifosi napoletano, è il momento di interagire. Cosa ne pensi della possibilità che Ciro Politò assuma la direzione sportiva della nostra società? Sarebbe una buona scelta? O hai un'altra preferenza per occupare quel carico importante? Condividi la tua opinione nei commenti qui sotto e non dimenticare di lasciare un mi piace per mostrare il tuo sostegno al Napoli. Continueremo a monitorare da vicino questa situazione e ti porteremo tutti gli aggiornamenti direttamente. Il futuro del Napoli è in movimento e insieme continueremo verso grandi traguardi. Grazie per aver guardato e tifato con noi. Alla prossima! Tifosi napoletani nel cuore. Forza Napoli sempre!